buon pomeriggio a tutti, grazie per chi si è collegato già, grazie a chi si collegherà, a chi vedrà il video anche in differita. Buon pomeriggio, oggi è 16 ottobre 2021 ed è sabato, sono le 17.04. Questa è una nuova live, una nuova diretta nel quale, come vedete qui, c'è un sacco di roba. Ho riempito il tavolino di tante cose perché sono tante le cose da dire in questa live. Ah, internet salta. Ciao Simon, PowerPC, PPC, i PowerPC, quelli che io non ho mai avuto sui miei Amiga, visto che io ho 3 Amiga 4000, tutti e tre 060, ma nessuno con PowerPC. Ebbene, è così. Non ho il PowerPC per Amiga. Vabbè. C'ho giù però un Mac mini col PowerPC G4, su cui avevo installato anche il sistema operativo di Amiga. Incredibile, ma vero, perché mi dava un sacco di problemi con il Mac OS, mi pare il Tiger ci andava sopra, e non riuscivo a installare il Tiger e ci installai il Workbench. Per PowerPC ovviamente si installò perfettamente e funzionava, era un razzo quel Mac mini. Forse in una diretta, tanto sta lì, se funziona ancora, perché pure quello sta fermo da tanti anni, sicuramente da meno anni dei miei Amiga e dei miei Commodore 64. Bella, Blizzard PowerPC con la B-Vision, belle schede, molto belle, soprattutto dentro un'Amiga 1200 e non dentro un 4000, perché quelle erano schede, diciamo, che chi aveva, ecco, il 4000 ce le metteva dentro grazie agli slot Zorro, ma invece potenziare un 1200 con delle schede del genere non è da poco, quindi è una bellissima macchina. Io il 1200 mi pare che ce l'ho con lo 040, quindi ho una scheda dentro 040 con, mi pare che ho 4-8 mega di RAM aggiuntivi, mi pare 4, però 4 più 2 che c'aveva il 1200 erano 6 mega, perché erano 2 mega di chip più 4 mega di fast. Era un bel 1200 quello mio potenziato, perché ci gestivo la BBS che poi vedremo, perché qui ci sono i dischetti, i CD che io ho masterizzato, dove c'è il backup della BBS. Comunque andiamo per ordine, perché sennò facciamo un sacco di confusione e non andiamo avanti. Allora, la prima cosa che volevo fare, così ce lo leviamo subito, è l'unboxing di questo pacchettino proveniente da Amazon. Ok? Allora, io ho avuto la necessità in camera di mia figlia di mettere ciò che c'è qui dentro, quindi l'ho comprato ieri con l'Amazon Prime, è arrivato subito oggi. Sono contento perché poi, finita la diretta, quello che c'è qui dentro lo devo andare a montare sul TV di mia figlia. Ok, abbiamo aperto. Allora, chi mi segue saprà che io ne ho già diverse di queste. Mi pare che ho fatto l'unboxing, stanno qui le scatolette, no, comunque ecco che cosa c'è qui dentro: la Fire Stick TV Amazon. Ok, e questa è la versione nuova della Fire Stick TV, perché il telecomando è diverso. Ah, ecco, magari mi assento un secondo, vi prendo il vecchio telecomando, così vi faccio vedere anche le differenze. Non avevo pensato. Allora, arrivo. Eccomi, questo è il vecchio telecomando, le vecchie Fire Stick che io ho, ed è telecomando vocale, cioè il tasto microfono, e riesce a comandare anche il volume, accendimento e spegnimento della TV. Ok, ora quella versione lì non la fanno più di Fire Stick TV. Allora, qui come al solito questi sono prodotti Amazon, vedete queste freccette servono per aprire la confezione in modo facilitato. Ok, ecco, avendo levato queste freccette si apre il pacco in modo facilitato. Ok,
Allora andiamo a vedere. Allora, la Fire Stick, vabbè, c'è sempre questo cavetto per fare AL per i televisori che ce l'hanno dietro e dà fastidio l'HDMI e la pennetta. Questa è una prolunga maschio-femmina piccolina per trasformare AL. Questa è la Fire Stick TV di Amazon HDMI. Questa non è 4K, è la versione normale. Quello che è diverso è il telecomando. Allora, andiamo a vedere anche le differenze tra i due telecomandi. Allora, come vedete, allora innanzitutto su questo c'è disegnato ovviamente Alexa, il simbolo di Alexa. Lo dico sottovoce se no mi sente. Allora, e qui sotto ci sono i tasti aggiuntivi. Aspettate, come vedete io qui c'ho soltanto il mute e invece questo c'ha i tasti aggiuntivi. La mia webcam non riesce a mettere a fuoco. Comunque i tasti aggiuntivi riguardano Prime Video, Netflix, Disney Plus e Amazon Music. Lo vado ad aprire il telecomando, così lo vediamo meglio. Allora, eccolo qua, questo è il telecomando nuovo della Fire Stick TV. Ok? Allora, ovviamente è molto simile, solo che si vede che questo ha dei comandi aggiuntivi della TV, perché c'è anche il simbolino della TV. Ecco, come vedete, quello con i 4 tasti sotto c'è anche un simbolo televisore. Ok, per il resto mi sembrano pressoché identici. Tra l'altro qui non so se magari mettendole, ecco, qua c'è scritto, vedete? Qua c'è scritto Fire TV, se ve la metto si legge. Su quest'altro no, c'è solo il simbolo di Amazon, vedete? C'è solo la faccina che ride di Amazon. Quindi adesso questo lo andiamo a mettere qui dentro, perché dopo dovrò mettere il tutto a mia figlia. Ovviamente vi danno anche un bel cavo lungo di alimentazione. Caspiterino, il cavo è quello dei cellulari vecchi, quindi qui c'è, sì, il cavo che va ad alimentare questa Fire Stick è quello dei vecchi cellulari, non di quelli nuovi, quindi non è una mini USB-C, ma è una di quelle dei vecchi cellulari, per intenderci, questa presa qui, ce n'ho 2000 di questi cavi, quindi. Allora, quindi aperta la Fire Stick TV, non so chi c'è connesso, vediamo se riesco a capirlo da qui. Un saluto a chi mi sta seguendo, che se non scrivete nella chat io non lo so se chi c'è. Comunque vado avanti. Quindi abbiamo aperto questa Fire Stick TV, che tra l'altro dentro c'ha ovviamente Netflix, Prime Video, c'ha Disney Plus, c'ha Twitch. Tra l'altro io anche il mio canale Twitch, www.twitch.tv/ReniJ, io me lo riesco a vedere anche con questa Fire Stick. Poi vabbè c'è DAZN, ma ce ne potete aggiungere parecchi. Non solo, io ho il NAS, e adesso non ve lo posso far vedere perché è attaccato ed è funzionante. Con la Fire Stick potete utilizzare anche VLC, che vi esplora la vostra rete locale. Se avete un NAS o se avete dei diciamo file video o audio condivisi dal PC, li potete vedere tranquillamente dal televisore dove è connessa questa Fire Stick TV. Si possono installare le app, ne vengono fatte sempre di nuove di app, quindi questa Fire Stick TV che attualmente è in offerta io ve la consiglio. Ovviamente compratela tramite i miei canali, che potete passare tramite classe74.it o tramite ReniJ Store. Potete passare per qualsiasi canale dei miei per andare a fare poi l'acquisto. Ok? Poi la pubblicizzerò pure sui gruppi sia Telegram che Facebook.
su Facebook c'è anche una bella pagina classe74.it, quindi fb.com/classe74.it, e vedrete poi la pagina delle offerte che giornalmente verranno pubblicate lì. Ok? Detto questo, su Facebook ieri ho pubblicato, ieri sera, se non mi sbaglio, ho pubblicato una scansione di alcuni fogli. Ok? Allora, che cosa riguardavano questi fogli? Eccoli qua. Questi sono gli originali dell'epoca, anni 90, mi pare 97 più o meno. Vedete? Questi sono i fogli che io ho scansionato. Eccoli qua, questi sono gli originali. Queste sono le fotocopie che io feci già nel 94 a scopo di archivio, di archiviare meglio questi fogliettini che erano troppo piccoli. Ok? Quindi allora, praticamente che cosa contengono questi fogli? Questi fogli non sono altro che la lista dei file .dms contenuti, mi sembra che erano 3 o 4 cd per Amiga. Ok, sono tutti file .dms. Facciamo un po' di storia per parlare di questo. Allora, all'epoca uscivano per Amiga ma tanti titoli. Cominciava a diventare anche complicato organizzarli, tutti questi titoli che uscivano. Ne sappiamo qualcosa chi leggeva The Game Machine o riviste analoghe per il mondo videoludico, non solo per Commodore 64. Ciao Luke! Grande, andate a seguire, ovviamente lui ha molti più followers di me, però magari qualche mio follower può andare a seguire anche Luke74 Channel, che è Luca Usani, lui patito come me di Commodore principalmente, visto principalmente dal Commodore VIC-20 e dai dataset che venivano forniti a corredo del Commodore VIC-20. Lui è un grande collezionista dei dataset, e quindi ne ha diversi, in quanto all'epoca non solo, ciao Angelo, benvenuto, non solo quelli originali Commodore, ma anche tutte le varie cloni, i vari cloni che venivano utilizzati all'epoca per caricare i giochi da cassetta, che poi tutti quanti lo sappiamo benissimo, a parte le cassette dell'Armati, eravamo tutti tra virgolette all'epoca collezionisti dei Magnifici 5, Special Play Games, i Magnifici 7, tutti quanti War Games e giochi di guerra. Ce n'erano tantissime di riviste che uscivano in edicola per Commodore 64, alcune addirittura la tua Commodore 64B Spectrum 48K, qualcuna usciva anche diciamo per la tua Commodore 64 lato B VIC-20. Insomma, tra l'altro tutte queste cassette le trovate anche scansionate nell'edicola 8 bit, quindi andate a cercare anche il sito edicola 8 bit, lì ci sono scansionate anche Conoscere il computer direttamente dal computer, edizioni Beatrice Dessa, che è il corso che io menziono sempre perché diciamo la mia conoscenza informatica un po' è partita da lì. Ma non solo quello, ovviamente ci sono stati tutti i libri che ho fatto vedere anche durante una mia live. Diciamo, quello è stato un trampolino di lancio. Mio zio Sandro che mi insegnò a programmare in Basic prima ancora di giocare con il VIC-20. Ovviamente io con il VIC-20 appena ricevuto imparai subito i primi comandi: print, input, goto, gosub, for, idata, dove mettere varie cose da poter leggere con il comando read. Insomma, cominciai i primi rudimentali programmi del VIC-20. Parlando di VIC-20 stavolta non voglio sbagliare, non voglio sbagliare, perché l'altra volta ho parlato di VIC-20 e ho fatto vedere il volume sbagliato. Questa volta non sbaglio, VIC-20 c'era questo pure, che mi sono divertito a fare, tutti questi programmi che stavano qui dentro, 20 programmi per VIC-20,
ovviamente molti richiedevano l'espansione di memoria, e quindi diciamo tra questo, conoscere il computer, mio padre che si mise con me e mi insegnò, oltre a mio zio Sandro, quindi diciamo quelle furono i miei primi passi con il VIC-20. Poi andando avanti cominciai a giocarci, i primi giochi furono Gorf, che l'ha fatto vedere il buon amico Luca in una sua live, che ha fatto vedere un VIC-20, ha caricato da cartuccia anche Gorf. Gorf è un gioco multilivello dove il primo livello ricorda molto Space Invaders, poi il secondo livello ci sono dei robottini che lanciano dei laser, un po' così, poi il terzo livello addirittura in 3D perché si vede tipo Girus, chiamiamolo così, tipo Girus e tutte queste meteore che girano in tondo, e il quarto livello è l'astronave madre che girava. Il Golf era un ottimo gioco passato su VIC-20 molto molto bene, a me piacque tantissimo. Poi ci fu Sea Wolf che si giocava con i pedals. Eh no, io aspetta, perché io la comprai a parte la cassetta, da qualche parte c'è la cassetta di questi programmi, ma mio padre la comprò a parte, perché a noi non ce ne funzionavano alcuni. Alcuni qui erano sbagliati, poi io riuscii a correggerli pure da solo. Però siccome alcuni non funzionavano, qui dentro c'era l'indirizzo dove richiedere la cassetta con i programmi. Ma questo veniva venduto senza cassetta, E poi c'ho sia questo e questo, ovviamente. 20 programmi per Commodore 64, che poi se li andiamo a vedere alla fine sono quasi gli stessi. Qua c'è Poker Dassi, un medico poco serio, mi pare che c'era da tutte e due. Un medico poco serio, sì, c'era per tutte e due. Poi c'era Computo Computas, che era il corso di latino. Computo Computas, Concerto per il VIC, Caleidoscopio. Qua c'era pure la Slot Machine. Insomma, erano molto simili questi due testi, Molto buoni entrambi. 20 programmi per Commodore 64, 20 programmi per Commodore VIC-20. Questi sono, diciamo, dei manuali per me, e sono la mia storia, diciamo, Quindi, e io comprai però solo la versione VIC-20, comprai la cassetta. Per Commodore 64 non ce n'era più bisogno, perché avendo fatto i calli sul basic del VIC-20, quello del 64 mi risultò molto facilitato, quindi poi diciamo sul 64 fece un sacco di roba. Tra l'altro mi sono scordato, dopo mi assento un attimo, vado a prendere un'altra busta che sta più in là, perché dobbiamo fare anche altre cose. Allora, dobbiamo parlare, quindi torniamo a noi, a questi. Quindi dicevamo che uscivano un sacco di software partendo dal VIC-20 per il 64, piano piano, non dico subito, ma piano piano, che si sono diffusi. Oltre alle cassette, quindi l'edicola vendeva le cassette, si sono diffusi i floppy disk, quelli da 5 pollici e un quarto, 1541 e simili. Sembrano i titoli di un film di Lino Banfi. Cominciavano a uscire tanti dischetti, tanti programmi, e alla fine, quando fu, ecco, dopo gli anni, cioè nel pieno degli anni 90, quasi nella seconda metà, erano tantissimi i giochi che uscivano per Commodore Amiga e Commodore 64, anche se il Commodore 64 iniziava al tramonto e l'Amiga stava diciamo nella massima espansione. Era un problema stiparli. Allora, io avevo 7500 dischetti per Amiga. Ahimè, purtroppo finiti tutti quanti, tutti a 7500 al macero. Vabbè, questa è una parentesi di cui parleremo in un'altra diretta, quindi continuate a seguire i miei canali, continuate a seguirmi. Però, ovviamente, io all'epoca già avevo la 530 Turbo con l'hard disk, avevo già il 1200 e il 600 con l'hard disk dentro, e mi sembra c'avevo anche, quando ho preso questa lista che vi ho fatto vedere, avevo anche il 4000. Il masterizzatore, che era un Plextor, passò dall'Amiga 500, tanto era SCSI, l'Amiga 500 con la GVP a 530 era SCSI, io l'avevo attaccato esternamente, era un Plextor 4x, lo passai nell'Amiga 4000, che anche lì avevo il controller SCSI,
mi sembra che era o il GVP o la 2090, non mi ricordo, 4090 mi pare. E comunque c'avevo il controller SCSI dentro l'Amiga 4000, anche perché utilizzavo quasi esclusivamente hard disk SCSI e periferiche SCSI. Non ultimo, chi mi segue avrà visto la foto del Nakamiki 7 CG Changer, che quello è un bellissimo lettore CD 2 pere, ce ne entrano 7, io ce ne avevo due di Nakamiki, due Nakamiki con 7 CD l'uno, quindi avevo tanti CD online pure in BBS. Tutti questi dischetti quindi si potevano anche mettere sull'hard disk, come questi poi, per chi l'ha vista la scansione non ve lo posso far vedere perché la telecamera non mette a fuoco, però erano tutti file.dms. Che cosa significa DMS? DMS era un software, significa Disk Masher System, era un software molto molto buono che permetteva di trasformare in un singolo file qualsiasi dischetto DOS o no DOS di Amiga. Ovviamente Amiga, voi sapete che per riuscire a inserire più dati, per fare dei caricamenti più veloci e per bypassare Amiga DOS, c'era la possibilità di fare i dischetti cosiddetti no DOS, cioè quelli che non avevano la directory. Praticamente il gioco tramite il boot block che stava nella traccia 0 mi sembra, il boot block, perché il 1541 c'era sulla 18, l'Amiga mi pare che stava sulla traccia 0 se non mi sbaglio, il boot block, tramite il boot block partiva subito a leggere i dati direttamente dentro i settori del dischetto. Quindi erano dischetti che da Amiga DOS, da Workbench risultavano no DOS, NDOS veniva scritto, mentre invece quelli funzionavano, dentro c'erano i giochi, ci potevano essere i programmi, quello che vi pare. Il DMS riusciva a trasformare questi dischetti, una specie di quello che faceva il Ghost all'epoca di quando uscì il Norton Ghost, con gli hard disk con dentro Windows. Faceva l'immagine del dischetto nell'hard disk. Il problema era che il DMS non è un formato compresso, quindi ogni dischetto occupava circa 905, 908, non mi ricordo, kilobyte di spazio, sia che il disco era vuoto, sia che il disco era pieno, sia che il disco era pieno al 50%. Quindi venivano tutti i file di identica grandezza, però quelli erano l'immagine fisica del dischetto settore per settore. Ok? Quando uno voleva da un DMS, quindi da un singolo file DMS, di trasformare in dischetto, c'era sempre il Disk Masher System, che poi uscì pure in modalità grafica. Prima era soltanto un comando da dare da Amiga DOS, dal prompt dei comandi. Il difetto in file DMS è che non ricrea alla perfezione il floppy originale. Gli spazi vuoti venivano riempiti con nome DMS e leggendo il BAM degli spazi vuoti, quindi eventuali dati cancellati andavano persi del tutto. Beh sì, allora, come ho detto, il DMS non era un formato di compressione, non ha niente a che vedere, scusate, con i formati, quelli che si trovano adesso, compatibili poi con tutti gli emulatori. DMS non era compatibile facilmente con gli emulatori. Comunque sì, se uno aveva dei file cancellati e poi ricreavi il dischetto, ovviamente non li potevi recuperare, certo, perché lui lavorava in modo particolare sul dischetto, ma proprio perché pure i dischetti no DOS potevano essere letti e trasformati in un file, quindi diciamo che era un qualcosa all'avanguardia, non esisteva, anche perché i dischetti no DOS erano particolarità di Amiga, il PC non aveva dischetti veniva compresso, io non lo comprimevo mai, non lo so, non me lo ricordo, comunque io non lo comprimevo mai, io avevo queste directory pieni di file, tutti della stessa grandezza, identici, però erano tutti dischetti diversi e io li passavo tutti quanti. Poi ovviamente non contento di passarli sull'hard disk e poi masterizzarli sul CD, io avevo anche il video backup, ho ritrovato tutte le videocassette con dentro i dati, rimane solo il problema che io quelli l'ho registrati con l'Amstrad Double Decker, 2 testine. Bisogna vedere se quelle videocassette, a parte che devo trovare ancora la cartuccia, quella che andava attaccata alla porta parallela dell'Amiga, di qualsiasi Amiga, per poter poi andare a leggere, a parte il software pure, va cercato il software, l'hardware e il videoregistratore, e vediamo se riesco a ritrasformare quelle videocassette del video backup
in tanti dischetti, perché poi vanno prima trasferiti sul dischetto e poi da dischetto magari si possono fare tutti gli altri file, anche magari compatibili con gli emulatori, però è un lavorone enorme. Devo prima vedere se trovo un'amiga, uno tra tutti quanti quelli che ho, funzionante, perché quelli stanno abbandonati lì da talmente tanto tempo, e durante le dirette che farò adesso comincerò a farle molto velocemente, cioè prima ho tanti PC che ce l'ho tutti per il corridoio, dobbiamo velocemente vedere quali funzionano, quali no, quali conviene recuperare. Qualcuno ha Windows 98 dentro, quindi magari qualcuno può interessare, altri hanno Windows XP, la maggior parte. Quindi voglio durante le dirette, che cercherò di fare velocemente, magari anche una ogni 2 giorni, vediamo insieme. Qui metterò un monitor con, diciamo, con dei cavi, e vedremo se non funziona il PC, se è grave il problema, se si può risolvere. Se si risolve, lo risolviamo insieme in breve tempo, e poi ovviamente il software me lo installo da solo, perché l'hardware magari si riesce a capire subito se è facile da risolvere oppure no. Il software ci vanno ore, è inutile che vi scoccio con l'installazione di Windows XP o di Windows 95, 98, quello che ci andrà sopra queste macchine. Quindi sarà tutta una cosa. Beh, quindi è una specie di zip, pure il DMS, WinRAR, bastava mettere i comprimi file e magari li comprimeva. All'epoca io non comprimevo niente, quindi mi venivano tutti grandi la stessa identica grandezza. Mi fa piacere che tu sei molto ferrato su Amiga. Io vado per ricordi, perché ripeto, non metto le mani su un'Amiga da- dalla fine degli anni 90, da quando ho spento quell'Amiga 4000 con la BBS. Poi feci il RFSoft WebIS su un PC con Windows NT4 server con IS installato sopra, Internet Information Services, tutto Microsoft, e programmai in ASP invece che in Arex come era CNET Pro BBS. Quindi diciamo che da quel giorno io Amiga un po' lo lasciai, anche perché non avevo più i software. Sì, l'avevo rimediati su CD, ma dovevo ricominciare a comprare altri dischetti, cose, cominciava a diventare problematica la cosa, troppo complicata. Mentre i PC, perché poi all'epoca, diciamocelo chiaramente, Amiga stava tramontando, i PC stavano sorgendo, era l'alba del PC e il tramonto di Amiga. Purtroppo io sono stato amichista tutta la vita, ancora mi ritengo un amichista, commodorista, ma soprattutto pure Commodore 64, perché anche il Commodore 64 l'hardware ci ho fatto di tutto col Commodore 64, ho smontato tutti i drive, Speed DOS, Prologic DOS, Dolphin DOS. Dentro il Commodore 64 mio c'erano tipo 4 o 5 firmware tutti quanti insieme con uno switch. L'ho pubblicato pure la foto di quel Commodore 64 con questo switch. Purtroppo mi si è spezzata la schedina, che si sono pure riscaldati dei cavi da dentro. Bisognerebbe andare a rivedere se riesco a capire come avevo fatto all'epoca a mettere 5 ROM diverse su quel Commodore 64 che sta lì. Vabbè, queste sono tutte cose che faremo con più calma. Porterò piano piano tutto qua, perché quella pure è troppa roba da portare tutta insieme, quindi fino al 2006 assolutamente. Poi da lì è andato scemando, lo so. Io ero assiduo frequentatore anche di Pianeta Amiga, Empoli, che poi da Empoli hanno fatto pure una volta a Roma, si sono spostati, era itinerante oramai Pianeta Amiga, poi venne completamente abbandonato. Io poi cominciai a partecipare, perché lavoravo in Ericsson, allo SMAU di Milano, che era una cosa enorme. Calcolate che io ci sono andato, mi pare, per 3 o 4 anni di seguito, e non sono mai riuscito a vedere tutta la fiera SMAU, per quanto era grande. Quindi questo per farvi capire, lo SMAU era una cosa enorme. Invece a Empoli ci conoscevamo tutti. Io gli ultimi 2 anni ho fatto pure l'espositore, quindi avevo lo stand con JASA Communication, ci conoscevamo. Allora, quindi abbiamo detto che questo poi lo metterò su uno dei tanti siti. Vedete, io sotto c'ho tanti siti registrati a nome mio, non ultimo www.renatodevita.it, che attualmente non è utilizzato, viene utilizzato come, siccome quello c'ho anche lo spazio web, e lì viene utilizzato per reggere tutti i domini che vedete lì sopra.
però nulla mi vieta di farci un qualcosa che ci abbia a che vedere con retro computing, quindi vedremo compatibilmente coi tempi che abbiamo a disposizione. Senz'altro lì io ci metterò questo, che qui ci sono tanti backup di Amiga, tante cose che io avevo in BBS, perché io ogni tanto masterizzavo un CD con tutto quello che gli utenti mi mettevano dentro la BBS e tutto quello che io stesso mettevo in BBS. Poi va bene, visto che vi vedo interessati, c'è Simon che è molto interessato, facciamo vedere anche, l'ho fatto già vedere in un'altra directory, ma questi sono tutti, a parte gli Enigma Amiga Run, Enigma Amiga Life, eccetera. Io conoscevo bene Yurillo di Enigma Amiga Run, mi dava il permesso di mettere online i suoi CD, quindi quelli di Enigma Amiga Run, ma c'erano anche questi, opla, Aminet 7, io qui ce l'ho tutti quanti gli Aminet 7, guardate, Aminet 7.6, all'epoca non era così facile andare a scaricare Aminet. Io ultimamente con la velocità che ho mi sono scaricato via FTP tutto il sito di Aminet su un hard disk, non so che cosa ci farò perché è inutile, però volevo vedere se riuscivo in qualche modo a scaricare tutto l'ambaradam di Aminet su un hard disk. Ci ho provato, mi sembra l'anno scorso, sì, mi sembra che era durante il lockdown, ho voluto fare questa prova e ci sono riuscito. Comunque qua ci sono tutti gli Aminet 7, guardate, questi erano bellissimi, questi erano compilation per Amiga di tutto il software che all'epoca si chiamava PD, Public Domain. Questo era tutto software di pubblico dominio e quindi poteva tranquillamente essere anche condiviso, tanto più che Aminet l'ha sempre condiviso, quindi poteva essere condiviso sulle BBS. E io calcolate che questi uscivano una volta ogni mese e mezzo. Io andavo da Robby Max Computer a comprarli, ancora mi ricordo, a via Varvariana qui a Roma. Robby Max li importava quelli là e io li compravo e li mettevo in BBS. Erano 4 e io quei 4, ogni confezione che avevi visto erano 4 CD, li mettevo dentro un multi CD IDE, mi pare che era un NEC IDE, slot in, quindi bastava metterli uno dopo l'altro e c'aveva 4 pulsanti davanti per estrarli, e quello funzionava molto bene perché era un 4x, quindi era più veloce del Nakamiki Scasi, era IDE però era più veloce del Nakamiki Scasi. Opla, qui mi si è spento, che mi hanno bloccato su Facebook, vediamo un po', siamo ancora online, vediamo un po' se siamo ancora online, perché Aminet è sempre in continua espansione, come pure i Tosec. 20 English a Megaboard trovi i raccolti olandesi, danesi. Sì, tra l'altro ho scaricato tutto l'ambaradam da questo sito che si chiama Bamiga, che Sector One, Bamiga Sector One, perché questo è il Belgian Amiga Club. Loro hanno diciamo 12.000 dischetti, li hanno convertiti, li hanno messi in file .rar, e quindi sono facilmente utilizzabili su tutte le piattaforme, diciamo, su tutte, no, le piattaforme, gli emulatori. Vediamo se vi compare il messaggio. Questo è per andare a scaricare, diciamo, il Amiga Sector One, il Belgium Amiga, tutti gli archivi, ok? Quindi qui trovate circa 12.000 dischetti. Il problema rispetto a questi qua è che ovviamente lì non trovate le versioni italiane dei giochi che sono usciti in italiano, magari delle avventure o delle cose che sono uscite anche in italiano, ovviamente magari trovate la versione inglese. Invece io lì su quei CD, che tra l'altro vi devo anticipare, allora 3 di quei CD li ho trovati ma non li riesco a leggere io qui dentro ho un masterizzatore Blu-ray e un masterizzatore DVD normale, tutti e due non me li leggono nessuno dei 3 purtroppo, però quelle erano 3 copie, ci devono stare gli originali giù in mezzo a una circa 10.000 CD, devo andarli a cercare, ci sono e spero che almeno quelli si leggano, perché quelli erano buoni, di marca, mentre io l'ho copiati su dei su dei CD da battaglia. Quindi sono molto fiducioso che gli originali di questa lista si riescano a leggere tranquillamente
e quindi li possa mettere poi sul mio sito renatodevita.it o su qualche altro, esatto. E io lì c'ho tutta roba italiana, comunque anche qui. E poi guardate pure qui, questi erano diciamo i CAO come CD, ma c'erano 2000 marche. Andiamo ad aprire insieme, continuiamo a fare, guardate un po' qui che c'è scritto, forse riuscite a leggere: RF-Soft BBS UD Base 0, masterizzato nel 98 per Empoli, vedete? Questo è un TDK. Andiamo a vedere, però a me mi sa che su Facebook ci hanno buttato fuori. No, dice online. Aspettate un attimo perché mi sa che ha dato un errore e il telefonino mi ha buttato fuori. Vediamo, scusate perché sì, sono ancora online pure su Facebook. Eccoci qua. Allora, no, perché il telefonino mi serve per vedere se ci sono problemi di linea. Allora, quindi quello era uno che vi ho fatto vedere qua. Opla, così non vedo niente, assolutamente. Allora, backup 2 Amiga 4000 RF-Soft BBS 28798. Vedete, questi si leggono abbastanza. Questo era un Mitsubishi. Ecco, così vediamo un po'. 13299, questa era la directory work, perché voi sapete che su Amiga potevi dare sys work, vedete qua c'è scritto, guardate, non so se si legge, tested un Amiga 40060 nel 99, cioè, vedete, cioè tutto quello che io vi racconto è tutto vero. Best Amiga 1, software per Amiga, DMS vari, gennaio 98, febbraio 98, eccetera. E questo, gennaio 98, febbraio 98, eccetera, mi porta a farvi vedere altre scatolette, che pure queste ho fatto la fotografia e l'ho pubblicata nei giorni scorsi. Allora, guardate qui mettendo a posto che ho trovato. Queste erano tutte compilation che, diciamo, tra virgolette, uscivano, tra virgolette. Ok, Amiga settembre 98, ottobre 98, erano CD mensili. Non so se vi ricordate i Twilight, chi era dell'ambiente ne ha sentito senz'altro parlare. Twilight e Italite. I Twilight erano internazionali, c'era un po' di software per PC, qui parliamo, i Twilight erano per PC, per Windows, c'erano giochi, programmi, di tutto dentro. I Twilight, e questa è prima dei Twilight, per Amiga usciva sta roba qua. Vedete, qui ci stanno tutte le date, luglio, agosto, dicembre, erano gli anni 90, seconda metà degli anni 90, quando Amiga ancora andava fortissima, Guardate qua, gennaio 98, febbraio 98 2 dischi addirittura, marzo 98 2 dischi, e qua c'è sta pure giugno 98 col Prassi CD, era un emulatore, cioè un programma per masterizzare. Remake CD c'era, io rimetto un po' tutto qui sopra così andiamo avanti a vedere un po'. Allora, quello che vi sto facendo vedere, il titolo della live l'ho messo, mettiamo un po' d'ordine nelle mie dirette. Allora, io ho scelto praticamente, così poi per chi si connetterà capirà di che cosa riguarda scusate che sto un attimo vedendo una cosa, per far capire meglio che cosa riguarda abbastanza isolato, e prima di arrivare a entrare in rete con Amiga i miei unici agganci erano Enigma Amiga Run e Enigma Amiga Life. Esatto, io guardate che Enigma Amiga Run soprattutto, ma anche Enigma Amiga Life, sono stato un sacco legato a quelle due riviste, quasi più che a The Game Machine che usciva in edicola, anche perché quelli erano proprio dedicati all'Amiga. Nel momento, diciamo, in cui cominciava ad avere problemi, i ragazzi di Enigma Amiga Run e di Enigma Amiga Life non si sono scoraggiati, hanno continuato a far uscire una rivista dedicata solo al mondo Amiga, quindi diciamo tanti complimenti, le copertine bellissime,
il contenuto dei CD molto curato, molto materiale di Aminet c'era nei CD di Enigma Amiga Run, ed era una comodità per chi non voleva spendere, perché quei CD che vediamo lì, io ho ancora gli scontrini dentro, costavano 80, 90, 100, alcuni 120.000 lire, costavano un sacco di soldi, non tutti se lo potevano permettere. Enigma Amiga Life mi pare che con 12.000 lire ti dava pure il CD allegato, ed era pieno di materiale, sempre PD, perché usciva regolare in edicola, non era roba come Special Play Games, tutti i giochi rinominati fatti tra virgolette, all'epoca non esisteva la pirateria ma erano piratati, invece no, Enigma Amiga Run, Enigma Amiga Life avevano tutto software PD ultra selezionato, e poi ovviamente facevano gli accordi con le case perché con ogni numero almeno un software licenziato, magari versione base però funzionante 100%, te lo davano nel CD. Quindi come pure gli Aminet, dentro gli Aminet c'era anche un software, uno solo o massimo due, quelli erano 4 CD, quindi lì anche magari due, erano licenziati e funzionanti con la chiave di attivazione. Gli altri ovviamente erano tutti PD, però diciamo che anche io ce l'ho di là il contenitore con tutti gli Enigma Amiga Run. Gli Enigma Amiga Life no, stanno in soffitta, quindi è un po' più complicato andarli a prendere, però pure prendere adesso gli Enigma Amiga Run, tanto li feci vedere anche in un'altra live che feci, li tirai fuori uno alla volta e li feci vedere tutti questi dischetti, che tra l'altro no, qua non c'è niente che riguarda quel mondo, no? Stavo vedendo se su questo mobile c'ho qualcosa, no. Ah, ecco, tra l'altro, ecco, un'altra BBS molto famosa era Antanisoft Group Research BBS. Io scaricavo molto materiale da Antanisoft anche perché all'epoca c'erano le chiamate urbane, interurbane, intercontinentali, era un macello, internazionali, e costavano un sacco di soldi. Antanisoft Group Research BBS era una BBS molto famosa e c'era dentro un sacco di file pure loro, e stava qui a Roma all'epoca. E quindi io mi connettevo tranquillamente a Antanisoft e mi scaricavo un sacco di software da Antanisoft Group Research BBS, e questi sono i CD di backup del software che io mi scaricavo da Antanisoft. Ma come vedete qui c'è proprio scritto, madonna mia che ricordi ragazzi, Amiga 500, private CD, private significa che ci stava dentro pure il sistema operativo e che era ovviamente personalizzato, ognuno ci metteva Magic VB a piacere proprio, diciamo si modificava la startup sequence e la user startup. Il bello di Amiga del Workbench era che non serviva Ghost, cose strane per fare il backup del sistema operativo. Io me lo masterizzavo, poi lo potevo mettere su un'Amiga 1200 col 3.1 di Kickstarter e funzionava alla grande, oppure lo passavo sul 4000, basta pure sul 3000 che c'aveva il 3.1 di Kickstarter tranquillamente. Poi se non c'era il 3.1 bastava avere ma almeno un po' di fast, e io con RayKick me lo caricavo dall'immagine, quindi magari pure se c'era il Kickstarter 2.01 io all'inizio della startup ci mettevo RayKick, Kick 3.1, e lui la prima cosa che faceva quando si avviava nella startup sequence andava a caricare il Kickstart 3.1, si riavviava e poi partiva tranquillamente il Workbench. Quindi era una cosa spettacolare. Vedete, Antanisoft BBS CD numero 1, e questi sono tutti i CD che io ho fatto dai file che scaricavo, c'è anche la data, all'epoca ci mettevo tutto, 11-12-97, Antanisoft Group Research BBS CD numero 2, erano tutti scritti bene, guardate che cosa vi sto facendo vedere. Antanisoft, sempre, questo è dicembre 97. Che spettacolo ragazzi, che tuffo nel passato. Non so se poi magari qualcuno allora, quindi quando io farò queste dirette che parlerò di Amiga, di Commodore 64, di PC, tutto ciò che c'ha a che vedere con il retro computing, voi troverete scritto Reni Retro, due punti e poi l'argomento della live, quindi se vi interessa poi potrete seguirla. Ovviamente parleremo anche degli hard disk. Guardate, questi sono hard disk IDE 2,5 pollici, Western Digital,
questi sempre Western Digital hard disk portatili, tra virgolette, tra l'altro con i connettori vecchi USB, ancora prima di quelli che vi ho fatto vedere prima con la pennetta. Questo è il connettore quadrato, quello della stampante USB. Questo è uno Yomega, la Yomega grandissima, ho fatto Yomega Jazz, Yomega Zip, Yomega Ditto, ne ho fatti tantissimi. Questo addirittura è un, guardate, c'ha la VGA dietro, la VGA, c'ha i tastini avanti, indietro, play eccetera, perché è un box multimediale per hard disk. Dentro c'è l'hard disk, era IDE pure questo, dentro c'è un controller IDE, e questo c'è pure il telecomando che non lo trovo da nessuna parte, ma tanto c'ha i tastini davanti, quindi se voglio vedere qualcosa lo posso fare con i tastini. Guardate, questi sono tutti gli hard disk, cioè, io di hard disk ce n'ho un paio di centinaia, tra l'altro devo verificare quelli che funzionano e quelli no. Questo è un hard disk serialata, è un 250 giga della Maxtor. Questo stava dentro il server D530, perché D530 è il modello del PC, era un HP D530 server, perché c'era Windows 2000 server, mi pare, no, 2003 server. Questo all'epoca, hanno tanti anni questi hard disk, molti infatti non funzionano più. Server D532, questo è IDE, essendo IDE, questo è 300 giga IDE, questo se funziona è un bel colpaccio, perché è un bel hard disk questo, anche perché gli IDE grossi non c'erano all'epoca, perché poi passavamo al serialata. Questo è un altro disco 250 giga serialata, ma qua non ve li faccio vedere tutti perché è inutile, mi fermo qua perché guardate quanti ne so qua, e so solo quelli che ci avevo qui a disposizione. Lì c'è sta una docking station, questa non so se la vedete, è una docking station senza che la tiro fuori, con l'hard disk, qui si levano e si mettono, ed è sia serialata che IDE, quindi quella è una docking station. Questi, come vedete, tutte queste scatole verdi, quelli sono i MyBook, io sono affezionatissimo ai MyBook. I MyBook sono questi hard disk esterni della Western Digital, guardate, Western Digital, ok? Si chiamano MyBook perché sembravano dei libri, vedete? Erano tutti fatti così, si potevano mettere in una libreria, davanti risultavano così belli arrotondati e sembravano dei libri. Purtroppo alcuni di questi, ecco questo qua mi pare, da 1 terabyte, 109 euro lo pagai, io l'ho lasciato fermo per 6 anni, quando l'ho sballato e l'ho messo sotto corrente l'hard disk era andato al cinema, non ha funzionato, non sono riuscito ad utilizzarlo, ed infatti mi sa che l'hard disk sta qui da qualche parte smontato, perché io qui ho altre torri di hard disk, ho un sacco, un pagotto di roba, non so se è uno di questi, eccolo, mi sa che era questo. Questo non funziona, nuovo, praticamente nuovo, cioè mai usato, non nuovo nel senso che c'ha 10 anni. Quanti anni c'ha questo? Se era questo deve essere di tanti anni fa. 2009, sì, mi sa che è questo, 2009 c'è scritto. Quindi quando io lo sono andato a mettere sotto corrente questo non ha funzionato, però siccome io non mi arrendo mai, lo tengo qua proprio perché voglio tentare di recuperarlo, sempre 1 tera. È vero che io ho comprato questo, l'ho pagato 89 euro su Amazon e mi trovo benissimo. Io adesso sto adoperando questo disco come disco principale di lavoro per tutte le cose che sto facendo e mi sto trovando molto bene, ma comunque ci stanno anche questi 3 terabyte. Io adesso attaccato al computer ho 5 hard disk, di cui ecco il più piccolo è questo qua, sta dentro una docking station da 2 terabyte, gli altri sono da 3, da 5, comincia a essere un macello perché sono pieni. Io ho pure il NAS che so 4 tera. Ciao Massimiliano, benvenuto. Lo so, sono un'infinità di informazioni, Luke, lo so, perché io l'ho vissuta forse oltre quello che si poteva vivere. Vi dico un'altra cosa, via, tanto ciao Massimiliano, benvenuto. Luke, io penso di essere l'unico, perché non so se altri avranno mai avuto la necessità di farlo, che sono riuscito a collegare 8 drive esterni all'Amiga
per fare le copie con X copie. L'Amiga supporta DF0 che è quello interno, DF1, DF2 e DF3. Xcopy aveva 4 drive, ok? Allora, come si poteva fare a fargli vedere altri 4 drive ad Amiga se ti servivano, perché dovevi fare tante copie per motivi propri? Allora, gli altri 4 drive che io avevo aggiunto, avevo modificato l'interfaccina dei drive esterni in modo da che diciamo quei 4 facevano tutti quanti la stessa cosa che faceva il DF3, che era l'ultimo drive della catena, ok? Quindi ovviamente non potevano essere usati per leggere questi 4 drive, ma per scrivere sì. Quindi io praticamente, senza verifica ovviamente, perché sennò si sarebbe creato un problema che avrebbero letto 5 drive, 5 dischetti diversi contemporaneamente, non poteva funzionare, ma a scrivere sì. Quindi io riuscivo a leggere al DF0, a scrivere sul DF1, DF2, DF3, quindi tutte quante le lampadine attivate sull'Xcopy, più gli altri 4 che non c'erano su Xcopy, ma scrivevano e scrivevano la stessa cosa che scriveva il DF3. Quindi io riuscivo a fare praticamente 7 copie, perché il DF0 era in lettura, contemporaneamente dello stesso floppy. Come ho fatto questa cosa adesso non mi sovviene, non mi ricordo, so soltanto che funzionava. Ovviamente questa cosa non poteva funzionare in lettura, non poteva funzionare in verifica, ma poteva funzionare solo in scrittura, e a me serviva in scrittura per fare più copie contemporaneamente possibili di un singolo dischetto. Quanto ci divertivamo con queste macchine, cosa che col PC non c'era tutta questa necessità. Col PC poi uscivano schede, era facilissimo trovare schede, schedine, i PC uscivano già con le nance DAIDE dentro, quindi potevi già mettere 4 periferiche. All'epoca c'era il CD-ROM, il masterizzatore, erano 2 più l'hard disk. Se volevi mettere 2 hard disk c'avevi ancora lo spazio, master slave sul secondario, perché la catena IDE era divisa in primaria e secondaria, quindi master slave, il secondario, 4 periferiche. Se ne volevi mettere altro c'erano le schede PCI che tu mettevi, erano controller IDE, c'erano pure il RAID. Io ce n'ho diverse di schede controller IDE aggiuntive PCI e risolvevi il problema, ci potevi mettere. Insomma, i PC ovviamente essendo assemblati e non con schede particolari erano molto più facili all'espansione. L'Amiga te dovevi inventare qualcosa tu, l'Amiga aveva delle limitazioni che dovevano essere superate, e io mi divertivo pure dal punto di vista hardware a fare questo. Quindi non so se qualcun altro, poi farò una domanda e vedrò chi risponde, se qualcun altro è riuscito a fare una cosa simile sull'Amiga, non lo so, mi farebbe piacere saperlo. Andiamo avanti. Quindi ho detto che Reni Retro riguarderà tutto ciò che ha a che fare con i computer. Faremo vedere Amiga, Commodore, tutti C16, Plus4, tutto. Amiga, c'ho il 3000 Unix che con quello io vorrei partire. Vediamo se riesco a portarlo dal box a qui, che quella è la cosa più importante, perché sta nel box. Se dal box riesco a prendere quell'Amiga 3000 Unix e a portarlo qui, così io non mi ricordo minimamente se io poi da quell'hard disk 3000 Unix ci levai l'hard disk perché mi serviva per un'altra cosa, quindi bisognerebbe trovare anche lo Unix modificato per l'Amiga 3000, perché quello era uno Unix particolare, l'Amiga 3000 UX. Io vorrei partire proprio da quello, che non ce l'hanno in tante persone. Poi vabbè, ho i miei 3 SX64 e era proprio questo. Incappavi in una limitazione e la superavi usando il cervello. Bravo! Oggi sono cosa oggi molto utile, perché appena trovi un problema su PC usi il cervello per superarlo. Allora, io sono stato oltre 10 anni, chi mi conosce lo sa, in Ericsson Telecomunicazioni, ed ero sistemista senior, soprattutto dal punto di vista non solo software, perché conoscevo un sacco di sistemi operativi, ma anche dal punto di vista hardware, perché venendo da Amiga, che io l'Amiga 4000 non dico che era sempre smontato, ma poco ci mancava, anche perché io lì sull'Amiga 4000 ci avevo messo 24, mi pare, sì, 24 CD-ROM esterni, più i Nakamiki e più masterizzatore interno e il multi CD, quello da 4 CD che vi ho detto della NEC, 4 CD 4x che stava internamente proprio all'Amiga 4000.
però io ci avevo messo tutte schede SCSI, ogni scheda SCSI aveva 7 periferiche perché erano 8 più il terminatore, quindi io avevo attaccato tutti i CD-ROM, perché poi io all'epoca diciamo bazzicavo un po' l'ambiente informatico e mi capitavano pure chi si comprava il CD-ROM 4x o addirittura 8x, prende e mi regalava a me il 2x, io lo mettevo in BBS, tanto i 2x 600k al secondo, 300k al secondo erano infinitamente più veloci dei modem, dei courier o degli sposter US Robotics che io avevo in BBS, quindi a me anche un 2x mi bastava e mi avanzava per metterlo in BBS, e io avevo due alimentatori presi quando feci il corso al Soderini Informatica, non esiste più, stava sulla Tuscolana, lì c'avevano dei bellissimi PC, però ovviamente molto vecchi, mi sembra che erano degli Olivetti, erano 8086, 8088. Quando io andai a fare il corso cambiarono tutti questi PC con i 286 e qualche 486, ok? E quindi quelli là 8088 vennero smantellati e buttati. Ciao Stefano, come stai? Tutto bene? Benvenuto in questa diretta, mi fa piacere vederti. Allora, stavo dicendo che vennero smantellati, io mi presi tutti gli alimentatori perché loro quelli li dovevano solo che buttare, e quegli alimentatori erano perfetti per alimentare sia infatti mia moglie dice: ah, che ce dobbiamo fare? Dobbiamo buttare, ma se là esce il connettore quadrato per andare a alimentare l'Amiga, cioè quelli erano tutti modificati, l'avevo tutti modificati per andare ad alimentare tutti i vari CD, quindi lì c'avevano già i connettori Molex. I Molex, diciamo, sono uno dei connettori di corrente, uno dei più vecchi, se non sbaglio, perché poi c'erano i microchannel che prendevano l'alimentazione direttamente dal pettine, però stiamo ancora molto indietro, qui stiamo parlando già degli anni 90. Quindi io mandai a prendere questi trasformatori che avevano qualche Molex, quei sdoppiatori Molex, tanto erano talmente potenti questi trasformatori che l'Amiga non avrebbe mai sfruttati tutti, e ci mettevo il cavo lungo di Amiga, che all'epoca si trovavano pure gli spinotti, non so se adesso, ma magari RS Components ce l'ha. Quindi ciao Willy, grazie dei complimenti. Comunque c'era il connettore quadrato dell'Amiga, e quindi io ci alimentavo sia l'Amiga che tutti i lettori CD, quindi erano una comodità quei trasformatori, ce l'ho tutti in soffitta, alcuni si è arrugginita un po' la carcassa, ma come del resto è successo pure agli amplificatori audio che io ho degli amplificatori Pioneer che già è la terza volta che li rivernicio, poi li cambio, un po' li faccio grigio metallizzato, un po' li faccio neri, poi quando lo è li rigratto con la carta vetrata e li ridipingo un'altra volta. Ogni tanto c'è bisogno di farlo perché il metallo purtroppo è soggetto a ruggine, però al di là di quello penso che stiano bene, anche perché sono stati dentro la soffitta che è molto asciutta, quindi anche tutta la carta, io lì ho una marea di libri, riviste, cataloghi, c'ho un sacco di cataloghi, la D-Mail. Chi di voi non conosce la D-Mail, da cui io ho comprato una marea di roba per Commodore 64, c'aveva un catalogo così grosso, la D-Mail di Firenze, la maggior parte erano espansioni, programmatori di EPROM, il Goliath, eccetera, tutti per Commodore 64. C'aveva una marea di joystick e di roba per Commodore 64 fantascientifica. Poi la D-Mail da un momento all'altro ha cominciato a vendere cineserie, ha aperto pure una succursale qui a Roma, ma c'aveva robaccia che infatti poi alla fine ha chiuso pure quella succursale di Roma che stava qui a Don Bosco, insomma. Quindi però all'epoca per Commodore 64 c'era tutto, c'era anche il Prologic Revolution che io all'epoca lo comprai da Emilio, Mac 2023, molto conosciuto qui a Roma come rivenditore Commodore. Emilio stava zona Porta Portese, per intenderci, e vendeva tutta roba della Commodore, quindi grande amico Emilio, sono 15-20 anni che non ci vado da Emilio, chissà che fine ha fatto. E quindi abbiamo detto questa è la parte di Reni Retro. Per quanto riguarda invece la parte Reni Toon, ovviamente si parla di cartoni, di manga. Mia figlia piace un sacco questo cartone animato, questo è il calendario che io gli ho fatto del 2022, che io molto presto condividerò
su Facebook. Come vedete questo è il manga originale, questo è un numero che mia figlia si sta leggendo, l'ho trovato sulla scrivania di mia figlia ha 12 anni ed è anche lei patita di Crimi, di Ranma, e di tutti i cartoni animati Evelyn, di tutti i cartoni animati degli anni 90 e degli anni 80. Poi ovviamente anche mia figlia gli piace tanto, questo è dell'84, i classici Disney, questi sono i famosi, noi li chiamavamo tutti Topolini, anche se non c'hanno a che vedere con Topolino, questo è Mega Almanacco, sempre degli anni 80, guardate che spettacolo. E io sono collezionista di tutta questa roba, e io infatti purtroppo per me, per mia moglie che ha una pazienza, e la ringrazio da sempre per tutta la pazienza che ha, solo che purtroppo ultimamente io sto cercando di andare avanti, però c'è da mettere in ordine praticamente 3 box, una soffitta e una sala hobby piene zeppe di roba che non c'entra più niente. Non vi faccio vedere quello che c'è nel nostro salone, già lo vedete qui dietro, quelle sono scatole, quelle poggiate su quella sedia, quelle sono tutte scatole. Guardate un po', My Anime, guardate un po', queste sono tutte fanzine, e io quando faccio vedere queste cose mi trasformo e divento Reni Toon. Reni Toon viene da Expo Cartoon, Reni Toon viene dalla parola cartoon, Reni Toon viene da un passato trascorso a vedere cartoni animati, da un passato trascorso a sentire sigle di cartoni animati, collezionare 45 giri di cartoni animati, i 33 giri, i CD di Cristina D'Avena, dei TV-landia, la posta di Sonia, che anzi Sonia andrà anche all'Arcade Food qui a Roma, quindi Sonia della posta di Sonia di TRE la troverete dall'Arcade Food. Andate a cercare la pagina Facebook dell'Arcade Food, lì è pubblicizzato tutto. Quindi diciamo che io sono anche un grande patito di cartoni animati, fumetti, anni 80, anni 90. Questa è una fanzine, le fanzine, ecco, Rocky Joe, vi faccio vedere, Rocky Joe, ecco, quando io, guardate che bella, queste fanzine erano qualcosa di spettacolare. Andiamo avanti su Rocky Joe, vediamo qualche altra cosa, questo penso sia Evangelion o qualcosa di là. Ah no, questo è un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo, te lo dico io. Allora, Magic Knight e Ray Art, io l'ho sempre confuso, un incantesimo dischiuso e Ray Art, Lady Oscar, cioè veramente queste fanzine erano qualcosa di spettacolare, venivano vendute a Expo Cartoon prima ancora di Romix, Candy. Queste ovviamente non le trovate più, queste riviste, queste fanzine, tra l'altro non si usa quasi più farle, difficile, si fa tutto quanto online, queste cose vengono fatte tutte quante online, però farle sul cartaceo e maneggiarle sul cartaceo il problema è lo spazio, non tanto il portafoglio, perché io non sto comprando più niente, è tutta roba che ho preso all'epoca e che oramai ho. Guardate, Reni Toon viene da Expo Cartoon, la fiera del fumetto, dell'animazione e dei game. Eccolo qua, Expo Cartoon, bellissimo Expo Cartoon. Chi non conosce questo robot? Daitan 3. E quindi diciamo questo è, diciamo, l'altra faccia di Renato, l'altra faccia di Reni, che è Reni Toon, che riguarda prettamente cartoon, manga, fanzine, tutto ciò che riguarda il mondo dei cartoni animati, ok? E ovviamente i cartoni animati poi nel tempo si sono interfacciati con i computer. A noi piaceva tanto, vedo, ciao Danilo, grande, anche Danilo, grandissimo. Ho parlato fino adesso di retro computing, poi ho parlato di Toon, poi rimane Reni J, quindi adesso arriviamo anche a Reni J, ai vinili, alla musica.
alle cassette, ai CD, basta. Vieni già in attimo, un attimo solo, con calma. Finiamo Renitoon. Quindi Renitoon, stavo dicendo che i cartoni animati si sono interfacciati legati al computer. Che significa? Noi avevamo, che ne so, l'Amiga CD32, vai con la motion video, con la MJPEG motion video, per vedere i Kodak video CD che venivano fatti con alcune particolarità prese dai cartoni animati. Quindi noi volevamo assolutamente vedere i cartoni animati col computer, però ovviamente la risoluzione era grandezza francobollo in alto dell'A, che non si vedeva niente, però noi eravamo contentissimi. Quando a Expo Cartoon trovavamo un CD visibile sul PC in formato MPEG, quello che era, se vedeva uno schifo un quadratino, però noi eravamo contentissimi. Avevamo in digitale qualcosa che in digitale non si trovava, stavano soltanto le videocassette, le potevi trovare, basta. Se che te faccio vedere adesso? Attualmente non si aprono neanche le porte dei box, cioè le abbiamo chiuse millimetricamente io e mia moglie e non si riescono neanche ad aprire. Devo prima mettere tutto in ordine. C'ho un casino dentro questo salone che non si sa. Purtroppo ci stanno dei problemi e quindi stiamo ritardando un po'. Io ho ritardato più di un mese. Io tutto quello che state vedendo che lo sto facendo adesso, che è 16 ottobre, lo dovevo fare ai primi di settembre. Appena tornato da Francavilla, dalle ferie, io dovevo cominciare a fare quello che vedete che sto facendo adesso, ma lo sto facendo adesso non perché ho risolto dei problemi, ma perché è diventato improponibile continuare a vivere così. E quindi si è rivelato necessario fare delle cose contemporaneamente ad altre, cosa che io non volevo sovrapporre. Io volevo prima finire delle cose e poi iniziarne un'altra, e invece ho dovuto sovrapporle, faccio una sfumatura da una all'altra, come si fa nelle transizioni di scena. E quindi niente, eravamo così contenti di avere, che ne so, una sigla di Ranma che durava 2 minuti, un minuto e mezzo sul computer, o li scaricavamo dalle BBS, io le mettevo online. Infatti dentro a qualche CD di questi sicuramente ci saranno qualche sigla, qualche cosa strana dei cartoni animati giapponesi, prese magari pure Expo Cartoon, oppure che ci scambiavamo, perché quando cominciò a diventare, diciamo, un po' più facile catturare i video dal videoregistratore, io avevo il VD24 RT per Amiga, che si registrava su Amiga con quel processore, non potevi pretendere più di tanto, diciamo, si perdeva un sacco di frame, quindi però era un rudimentale modo di digitalizzare tutto. Adesso siamo abituati al digitale, tanto più che la televisione già è digitale, adesso passiamo al nuovo digitale. Perché? Perché dobbiamo vedere tutto in 4K e in 8K. Siccome l'attuale digitale terrestre non ce la fa a trasmettere a quella qualità, dobbiamo fare un aggiornamento software, quindi andare ad aggiornare tutti i codec per poter vedere 4K e 8K che uscirà a breve, cioè diventeranno, diciamo, alla portata di tutti anche i televisori 8K. Stiamo correndo talmente tanto che secondo me è tutto inutile, perché io che dentro casa ce devo avere un 150 pollici e poi ho la casa dei 20 metri quadri, ma che significato c'ha? A me mi sta tanto bene, io ho un 40, un fuori standard, quello mi pare che è un 43 pollici, ho un 43 pollici in salone, ho mi pare un 32 in camera da letto e un 42 in camera di mia figlia. Basta, cioè sono vecchi come il cucco, perché diciamo questo qua è un 3D che non si trovano più i 3D, l'ho comprati prima di Morena Computer, quindi ci avrà, eh sì, 2010 ho aperto Morena Computer, sì, cioè, eppure funziona perfetto. Quello in camera di mia figlia lo comprai nel 2014 quando aprì la pizzeria, perché lo misi dentro la saletta, e dal 2018 che io ho chiuso la saletta, è stato nella stanza di mia figlia, l'ho dovuto riparare, ho cambiato solo i LED, mi è costato manco 100 euro, quindi ho cambiato tutti i LED dentro la illuminazione, funziona bene. Quello in camera da letto stava in pizzeria, l'ho portato a casa perché in pizzeria non mi serviva più, e quindi funziona pure quello perfetto. Quindi voglio dire, io non ci ho mai avuto problemi, tanto più che io all'inizio del filmato ho fatto vedere questo, io uso solo questo, basta, non utilizzo più l'antenna, eppure io qui ho la parabola,
e ho due antenne normali per il digitale terrestre, tra l'altro una che guarda Monte Cavo e uno che guarda Monte Mario, in modo che prendo col massimo del segnale tutti quanti i canali. Ho fatto un impianto condominiale solo per casa mia, perché io in ogni stanza ho un cavo diverso che arriva singolarmente all'antenna, quindi diciamo che ho il segnale massimo, ma non utilizzo vedere più la televisione. Io vedo soltanto tutto quanto in streaming quando ho 5 minuti. Tra l'altro io mi sto a vedere Law and Order, ragazzi, una serie dei primi anni 2000, fine anni 90, primi anni 2000, quindi io, sì, la Fire TV, esatto, Daddo, questa è la nuova Fire TV che ho fatto vedere la differenza del telecomando, che questo ha i tasti aggiuntivi rispetto a quelle che io già avevo, che erano queste, non le fanno più. Diciamo, quella che fanno adesso con questo telecomando, che vi faccio vedere, non puoi comandare la TV. Io invece con questo telecomando sia la TV e sia la Fire Stick. Per avere la stessa cosa devi comprare questa, che c'ha il telecomando un po' diverso. Quindi vabbè, poi queste sono tutte cose in più. Quindi di Renitun abbiamo parlato, continuate a seguirmi, quindi quando io avvierò una diretta troverete scritto Reni J, allora è una diretta che parla di musica, o che mette musica, o che parla di cassette, audiocassette, CD audio, e chi più ne ha più ne metta. Quindi CD audio, qui ce n'ho uno, guardate che bello, Duran Duran Arena, bellissimo, stavo sentendo l'altra volta. Quindi tutto quello che c'ha a che vedere con l'audio troverete Reni J, due punti, e il titolo della diretta, quello che riguarda la diretta. Renitun vuol dire che vi annoierò parlando di manga, fanzine, cartoni animati, fumetti che possono essere Renitun e anche della Disney, abbiamo detto, anche della Disney, quindi non solo giapponesi, ma anche diciamo un po' a grandi linee, un po' tutto, anche quello che riguarda le sigle. E poi ci sarà Reni Retro, che ha a che vedere con gli hard disk, IDES, Casi, Microchannel, quello che vi pare, e ho diciamo una conoscenza informatica molto molto vasta, quindi diciamo che le dirette che farò di più saranno più che altro sia Reni Retro che Reni J. Reni J, anche perché io mi porto dietro sulle spalle tanti anni da DJ, quando il DJ si doveva caricare come un mulo e io raramente trovavo qualche amico che voleva venire con me. Io mi caricavo il Pandino 750 Young come nord e notte, mi portavo due amplificatori, un minimo di 4 fino a 8 casse, poi le casse di dischi, i 1210, ragazzi, quanto pesano quei giradischi, porcaccia la miseria, te caricavi i due giradischi, te dovevi caricare l'equalizzatore esterno, te dovevi caricare almeno una piastra e un lettore CD, anche basilari, che io mi sa che te lo voglio far vedere, perché l'ho trovato nel garage mettendo, diciamo, a posto tra virgolette, perché non stanno messi a posto, ma dovendo spostare della roba. Torno subito, Ho ritirato fuori l'ultimo lettore CD, guardate, sopra io ci avevo attaccato, questo è attaccato sopra, è un biadesivo, perché si era tutto graffiato, a furia di poggiarci roba sopra, si era tutto graffiato sopra, non mandava di ridipingerlo, ci ho attaccato, questo è biadesivo, vedete? Sembra che è di legno sopra, un po' effetto legno, mentre invece questo è un biadesivo che ci ha attaccato. Io mi portavo dietro sto lettore CD. Non c'erano i CDJ, non c'erano MDJ, non c'era tutta sta roba che voi andate pubblicizzando. Io non ho mai usato, lo dico, spero, se riesco a trovare lo spazio giù alla Reni Caverna, spero vivamente di potermi comprare due CDJ che la gente che mi conosce sa che io ho nel carrello dal 2017, che sono i Gemini MDJ 600. Ok, per quello che devo fare io vanno più che bene, li ho visti, sono tutti di plastica, non saranno di qualità, ma tanto a me la roba mi dura un esercito di tempo, perché io poi la tengo come una reliquia. Vedete quel coso che vi ho fatto vedere della Sony,
quel lettore CD, ci avrà 30 anni, però se io adesso ci passo un panno è nuovo, perfetto, cioè tutte le cose che io ho saranno un po' impolverate, ma basta un soffiatore, un aspirapolvere e diventa, sì, ancora stanno nel carrello, bravo Daddo, ancora stanno nel carrello, io ogni tanto l'aggiorno, quel carrello ovviamente io speravo che diminuissero di prezzo, invece sono aumentati una cifra, sono aumentati perché porca la miseria non mi sono deciso all'epoca a comprarli visto che ne dovrei comprare due, però porca la miseria sono aumentati dal 2017 a oggi, sono aumentati adesso quegli MDJ 600 che da non confondere col 500 o col 900 che quelli non hanno il lettore CD, a me serve che abbiano il lettore CD perché io ho decine, centinaia, migliaia di CD audio, non mi posso mettere a trasformare tutto in MP3 a mettere sulle pennette perché il lettore, io prendo il CD e lo devo mettere dentro al carrellino e così quello mi legge il CD e io metto la musica, non mi posso mettere a trasformare sto mondo e quell'altro in MP3 né a scaricare, non c'ho voglia, non c'ho tempo, non sono quel tipo di persona che si mette, mi piace di più magari perdere tempo a prendere una cassetta del genere e passarla in digitale piuttosto che mettere in CD dentro che ci vanno pure 3 minuti e se magari poi è di interesse come Reni Retro vi posso insegnare a trasformare un CD in digitale magari pure facendo un'unica traccia dove non ci sono spazi tra una traccia e l'altra per le compilation perché io quello che mi vado sempre a dire è che quando io trovo le compilation digitalizzate, passate in file, digitalizzate no perché già è digitale, però passate in file da altri, c'è sempre lo spazio tra una traccia e l'altra, c'è un modo per non fare venire quello spazio, poi magari lo vedremo insieme. Quindi io preferisco passare le audiocassette, le cose, piuttosto che mettermi con tutti questi CD audio che ho a fare gli MP3, divento matto. Quindi l'MDJ 600 c'ha anche il lettore CD, attualmente meno dei 2,49 non si trova, io l'avevo trovato a 2,19, l'uno nuovo imballato de pacca, nuovi, li vendevano a 2,19, non li ho più trovati a 2,19, ma neanche usati, neanche sul mercatino musicale, da nessuna parte, quindi Tronsman, niente, stanno sempre 2,49 più o meno su Amazon, dappertutto. Quindi purtroppo prima o poi dovrò spendere sti soldi, che so 500 euro, che non sono pochi, io ancora aspetto perché conviene aspettare un attimino, so 500 euro, per me sono tantissimi, quindi aspetto. Questo quindi sempre per quanto riguarda Reni J, siamo passati a Reni J. Reni J parleremo anche di audiocassette, ecco che qui ritorna in ballo, vedete le mie bella collezione di audiocassette, ve ne faccio vedere 4-5, non di più. Vabbè, questo volevo far vedere, questo All the Best di Paul McCartney. Usati non li ho trovati, non se li vende nessuno, chissà perché. E se li vendono vanno 200 euro, allora ne do 2,49 mi più nuovi, no? Sting, Celine Dion, Bryan Adams, capito? Quindi dimmi il modello Gemini MDJ 600. MDJ non ti fa fregate dalla sigla perché MDJ praticamente sono anche lettori CD, mentre il 500 non c'ha il lettore CD, legge solo le pennette MP3. Quindi Gemini MDJ 600, vai a vedere intorno, guarda io il minimo che l'ho visto è 2,29 è il minimo, però quando io li misi nel carrello stavano 2,19, comunque minimo che l'ho visti in giro è 2,19. Comunque per un lettore che c'ha pure l'onda sopra non è tantissimo, visto i prezzi di tutti quanti i Pioneer, i Denon o tutti gli altri che io ho visto che c'erano almeno 400 euro l'uno a comprarli nuovi, poi magari si trovano dei CDJ però non c'hanno più l'onda, non c'hanno ancora l'onda disegnata perché magari sono modelli troppo vecchi, perché noi andiamo avanti con la tecnologia. E questi della Gemini, poi io sono affezionato a Gemini col Trick Master, uno dei primi mixer subito dopo il Davoli, Gemini Trick Master, che
è andato perso, non lo so, e quindi l'ho ricomprato. C'è sempre una mia live di 3-4 anni fa, mi pare nel 2017, l'ho ricomprato, il Trickmaster uguale a quello che avevo io alla Gemini sono affezionato, non c'è niente da fare. Gemini all'epoca faceva anche testine puntine, uno spettacolo, quindi diciamo che mi piacerebbe appunto questi della Gemini. La Pioneer, io ho gli amplificatori e le casse della Pioneer, quindi mi trovo molto bene con amplificatore e casse. Invece lo stereo del salone, che c'è ancora lo stereo anni 90, è tutto Technics con le casse RCF e Technics. Quindi tu all'amplificatore, lo sapete, si possono attaccare 4 casse che si possono sentire a coppie oppure tutte e 4 insieme, e io ho attaccato 2 RCF e 2 Technics, tutte quante a 3 vie, tutte quante rimesse a nuovo da me. Ci sono tutti i video di queste cose, sia su Facebook che su YouTube. Piano piano li sto rimettendo, è un lavoro enorme. Comunque su eBay 150 euro, non l'avevo trovati. Poi mandami il link su Telegram, grazie. Se c'è, se sono buoni, tenuti bene, a 150 euro non sarebbe male, perché con 100 euro in più ne più 2 invece che uno. Cioè a 300 euro nuovi. Mettimi il link su Telegram, magari. Mettimi il link, io non l'ho trovati, grandissimo, a 150 euro, non dico di più subito, ma poco ci manca. 150, ma non so i 500. Boh, mi pare strano, gli MDJ 600, mi pare tanto strano, non l'ho proprio mai trovato a sto prezzo. MDJ 600, no i 500, che i 500, come ho detto, non c'hanno il lettore CD. Allora, vi volevo far vedere qualche altra cosa. Guardate, qui esce sempre cose che stavano conservate. Questo voi lo conoscete benissimo, è Vistaprint. Chi di noi non ha fatto qualche biglietto da visita di Vistaprint? Questi erano i biglietti da visita di Morena Computer, me li so tenuti così per ricordo. Morena Computer non c'è più da talmente tanti anni. Questi erano un tipo, e ora vi faccio vedere l'altro tipo. Questi li facevo sempre io. Grazie, mi sa che mi è arrivato il messaggio, Daddo. Questo era più bello ancora, guardate che biglietto da visita. MC Morena Computer, quel logo l'abbiamo disegnato io e mia moglie. C'era MC Margherita Cardinali, il nome di mia moglie, con la R che gli girava intorno, che era sia perché noi era un marchio registrato e sia perché la R doveva essere nato, il satellite che girava intorno. Infatti Morena Computer era tutto registrato a nome di mia moglie, e qui dietro c'era il calendario 2012, ok? Morena Computer. Vedete come mi facevo? Queste sono tutte cose che facevamo io e mia moglie, senza un grafico, senza niente, facevamo tutto noi, così come con la pizzeria. Va bene, io qui vi ho fatto vedere più o meno tutto, gli hard disk li abbiamo visti, vi ho parlato dei MyBook a cui io sono tanto affezionato, anche perché un domani, adesso io di questi ce n'ho altri che stanno qua dentro a questo mobile qua, è pieno, ce n'ho un'altra decina di questi. Ci cambio gli hard disk dentro, anche se questi sono tutti USB 2, ma non mi interessa proprio, tanto io non devo correre da nessuna parte. Quando metto a copiare un file ti arrivano in 2 giorni, 2,97. Aspetta un attimo che sono curioso di andare a vedere, tanto c'ho Danilo. No, questo è il 500, Dani, il 500 l'ho trovato pure io a questo prezzo. Questo è il 500, capisci? Questo che mi hai mandato tu, c'è scritto Gemini MDJ 500. Questo non c'ha il lettore CD, è uguale identico, solo che non c'ha il lettore CD davanti. Qui davanti manca la fessura del lettore CD. Te l'ho detto, a me serve improrogabilmente il CD, perché ti ho detto, c'ho migliaia di CD audio, non me li posso mettere a scansione a tutti, Guarda, faccio vedere pure le altre cose che ho. Per dirti, pochi di voi ce l'avranno, perché negli anni 90, qui partiamo da Reni J, Daddo, qui è Reni J che parla, negli anni 90, quando era appena uscito il CD e c'erano i dischi mix, no? Noi compravamo tutti, noi DJ siamo pieni dei dischi mix, no?
i singoli, chiamiamoli così, 45 giri. Ma regà, io qui c'ho, questo è Rick Astley, She Wants to Dance With Me, è il mini CD, cioè il singolo. Cominciavano a uscire i singoli sul CD, questi valgono pure di più dei singoli su vinile. Ti è Streets of Philadelphia, singolo, io questi li mettevo come lento, questo era un lento bellissimo, Streets of Philadelphia, vedete? Ci stanno 4 canzoni e basta. Questi si chiamavano i mini CD. I mini CD ce n'ho un fagotto io, vabbè, questo è il mio amico David Hasselhoff, Song of the Night, David Hasselhoff, perché voi sapete, voi lo conoscete per Baywatch, perché era pieno di ragazze a Baywatch, quindi voi non vi ricordate lui su Baywatch, ma vi ricordate Erika Eleniak, eccetera. Ma lui dopo Supercar, anzi contemporaneamente a Supercar, eccetera, lui era cantante, un cantante molto famoso. Everything But the Girl, Missing, e c'è scritto The Remix EP. Questi sono tutti mini CD e infatti si riconosce pure dall'altezza della custodia, vedete? Sono le custodie slim, ok? Tra l'altro questa, guardate che questo è il dopo di Lamu, la ragazza dello spazio, ovviamente una copia perché i dopo costavano 100.000 lire uno, ma chi c'aveva tutti questi soldi e giovani? Guardate, Enigma, questo era Return to Innocence, chi se lo scorda? Io questi li mettevo con quel lettore CD che vi ho fatto vedere, io mettevo questi subito prima della festa, o addirittura anche Cose della vita di Eros Ramazzotti. Questo è un mini CD, qua dentro c'è Cose della vita, Non c'è più fantasia e Seguimi, 3 brani, quindi non è nell'EP, capite? E uscivano così, e quindi io per questo motivo non mi posso comprare i cosi, i CDJ senza lettore CD, perché io ce n'ho troppi dei CD, ma proprio troppi, non so più manco dove metterli. Ma questo per esempio potevo andare a rimetterlo dietro perché non sapevo già. Poi questo mi fa capire quanti CD compravo, queste sono tutte scatole che hanno sono sempre degli anni 90, guardate qua dentro, guardate, altre scatole. Che bisogna fare? Vabbè ragazzi, vi ho rotto le scatole per un'ora e mezza. Io direi che vi ho detto un po' tutto. Quando tratterò musica magari ci scegliamo un disco o magari ne parliamo più di uno, parliamo di come è meglio trasferire la musica. Ci sono tanti argomenti da trattare, sia della musica, sia nei cartoni animati, fumetti e cose, e sia nel retro computing. Quindi vi invito, amici, a vedere sulla descrizione delle mie live. Io farò tutto in live, non ho modo di registrare filmati, non ho né modo né capacità. Ciao Daddo, poi ci sentiamo stasera, se il Congi fa la diretta ci incontriamo sul canale di Congi DJ, il canale Twitch. Andiamo tutti ad ascoltare. Sì, Marghe sta fuori con Chiara, perciò ho potuto fare sta diretta. Come vedi sono stato molto tranquillo, quindi stanno in giro per centri commerciali. Te la saluterò senz'altro. Dicevo a tutti quanti, ci vedremo da Congi DJ sul canale Twitch di Congi DJ, che metterà della bellissima musica e ci intratterrà, ok? Quindi stasera quasi sicuramente 99,9% ci vedremo da Congi DJ su Twitch. Attenzione, solo su Twitch, ok? Con me invece attivate campanelle, cose, non lo so come su YouTube attivate la campanella, Facebook basta che mi avete chiesto l'amicizia, mi sa che vi compare il messaggio che io sto in diretta, perché io, ecco, quando ho 5 minuti il tempo di organizzare un po' tutto quanto e vado in diretta, in modo che così praticamente non ho, diciamo, interruzioni di nessun tipo. Io ho molta difficoltà ad andare in diretta, proprio perché
vedete lì c'è manca lo spazio prima di www tra il mondo del vinile, in questa scritta che cammina qua, vedete il mondo del vinile, ma lo spazio poi www Renigesson, non ho scordato di metterlo. Vabbè, comunque detto questo, io non mi resta che salutarvi. Abbiamo visto durante questa diretta sia sballato un acquisto Amazon, la Fire Stick TV, quella nuova, poi abbiamo visto Reni Retro, Reni J e Reni Toon. Molta attenzione sulla descrizione delle dirette. Detto questo, vi ringrazio di essere stati con me per più di un'ora e mezza, sono un'ora e 32 che sto in live. Vi aspetto alle prossime dirette, ce ne saranno diverse, appena avrò 5 minuti io subito cercherò di aprire le dirette, così parliamo un po' dei vari argomenti che ho in serbo di trattare, ho in mente di trattare, e quindi staremo insieme. Ok? Buon sabato a tutti. Domani mattina sicuramente andrò al mercatino giapponese all'ippodromo delle Capannelle, quindi chi ha piacere ci raggiunga al mercatino giapponese all'ippodromo delle Capannelle. Starò lì praticamente tutta la mattina. Ok? Grazie mille, sono le 18:34, buon sabato sera a tutti. Grazie mille a tutti. Ciao da Reni J, Reni Retro e Reni Toon. Alla prossima diretta. Ciao!